Colpo basso al Prosecco, l'ufficializzazione del procedimento per il riconoscimento del Prosek croato. Il governatore Zaia annuncia battaglie e ricorsi a tutti i livelli, le associazioni di categoria insorgono, così come pure consorzi e produttori, mentre il sottosegretario all'agricoltura Centinaio ha chiesto alla Commissione europea di non procedere con l'annunciata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della procedura per la menzione tradizionale Prosek. Bel regalo di compleanno, commenta Coldiretti Veneto, che ricorda la data del 7 luglio 2019. Tra pochi giorni cade infatti il secondo anniversario del riconoscimento UNESCO per le colline del Prosecco. Nel concreto, i dati di vendita del primo trimestre del 2021, che vedono un ulteriore incremento dell'8% delle bottiglie di Prosecco vendute, ingolosisce i falsari, con imitazioni diffuse in tutti i continenti, dal Mer secco al Cres secco al semisecco al Con secco, ma è stata smascherata dalla Coldiretti anche la vendita del White secco e del Cris secco. Non solo, aggiunge Coldiretti Veneto, le bollicine più amate al mondo sono nel mirino di fake news della creatività commerciale con forme di vendita discutibili come i distributori automatici o il servizio on the road alla spina. Un business, quello del falso made in Italy alimentare, conclude Coldiretti, che vale 100 miliardi nel mondo, dove 2 produttori su 3 richiamano all'Italia ma non hanno in realtà nulla a che vedere con il tessuto produttivo del nostro paese. Notizie che rischiano di rendere amaro il brindisi del secondo compleanno delle colline patrimonio dell'umanità, il cui prodotto dovrebbe continuare a rimanere patrimonio di questo territorio. Una decisione, tuona Coldiretti, che rischia anche di indebolire la stessa UE nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio, dove occorre tutelare la denominazione Prosecco dai falsi, come in Argentina e in Australia.